Affondato un barchino di circa 5 metri con a bordo una trentina di migranti a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. I militari della motovedetta della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 22 uomini, 3 donne e un minore. Vi sarebbero però 4 dispersi, 3 uomini e una donna, con le ricerche sono attualmente in corso. Una bambina in probabile ipotermia con la madre, un ragazzo che aveva forti dolori al petto. Subito dopo lo sbarco al Molo Favarolo sono stati portati nel polo ambulatorio di Lampedusa. Non è escluso che possono essere trasferiti in altre strutture sanitarie. I migranti provengono per la maggior parte dalla Liberia, dal Camerun, dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea, dal Senegal, dal Mali e dal Gambia. Un'immigrata minorenne incinta di 7 mesi è stata trasferita da Lampedusa con un elicottero del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La ragazza, ospite da alcuni giorni dell'hotspot, ha iniziato ad avere forti dolori dopo un primo trasferimento al poliambulatorio. I medici hanno così deciso di spostarla in ospedale ad Agrigento. Sono complessivamente 54 i migranti, tra i quali 26 tratti in salvo subito dopo che ha affondato il barchino sul quale viaggiavano, che sono giunti nelle ultime ore a Lampedusa. Prima del soccorso dei 26 sbarcati, infatti, 28 persone. I 2 gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 648 ospiti. Intanto un team composto da psicologi e mediatori interculturali, Medici Senza Frontiere, sta offrendo assistenza psicologica ai sopravvissuti delle ultime 3 distinte tragedie del Mediterraneo, cui hanno perso la vita per l'appunto 2 bambini e una neonata, mentre altre 4 persone risultano disperse. In mare si continua a morire e questo è semplicemente inaccettabile. Le persone che stiamo assistendo hanno visto bambini morire a pochi passi dalla fine del viaggio. Avevano l'Europa davanti agli occhi, dichiara Samia Dubi, responsabile dell'intervento MSF a Lampedusa. Dall'inizio di quest'anno oltre 1150 persone risultano morte o disperse nel Mediterraneo, mentre dal 2014 i morti e i dispersi sono circa 25.000.